bentornati allo Scrigno del Calcio. Ogni giorno vi racconto una storia nuova di calcio. Ogni giorno siamo in onda alle 13 e vi racconto una storia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, tanto è sempre gratis. Seguite anche i miei social, il Popolo del Calcio anni 90, sia su Facebook che su Instagram, e il Popolo del Calcio, che è il blog dove ci sono tante informazioni sul fantacalcio, sulle maglie, sulla Serie A attuale, oltre alle storie ad alcune storie, alcuni post di storie che vi racconto anche qui, magari un po' più approfondite e scritte rispetto alla mia voce. Oggi parliamo di portieri e soprattutto parliamo di due delle tre situazioni storiche che ci sono state in Serie A, ovvero i portieri che sono riusciti a fare gol su azione in Serie A. Parliamo di Michelangelo Rampulla nel 1992 e di Massimo Taibbi nel 2001. E poi c'è stato Alberto Brignoli, portiere del Benevento nel 2017, che però è una storia più recente che magari in tanti conoscono. Partiamo da quello che è successo il 23 febbraio del 1992. Si gioca Atalanta Cremonese, partita derby lombardo, partita della 22esima giornata del campionato di Serie A. L'Atalanta è in una zona abbastanza tranquilla di classifica, la Cremonese invece sta cercando con le sue poche forze di salvarsi, ma si è già capito abbastanza che l'impresa sarà complicatissima per i grigiorossi, che però ogni domenica vendono cara la pelle, buttano le armi che hanno e provano a fare quello che riescono. Una squadra non scarsa, ma con il livello della Serie A dell'epoca fanno davvero molta fatica. L'Atalanta passa in vantaggio alla fine del primo tempo con un calcio di rigore del brasiliano Bianchezzi, che mi ricordo non fece neanche malissimo, giocò un solo anno a Bergamo, sostituiva Evair, probabilmente un po' questo lo ha condizionato, che il fatto di arrivare al posto di Evair, che era un pupillo della tifoseria, l'ha fatto un po' sembrare meno bravo di quanto non fosse. Credo fece una decina di gol, più o meno, era anche il rigorista della squadra, i capelli lunghi come si portavano alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, corti ai lati, lunghi alle spalle, con i baffi. Poi più sembra fatto per la Cremonese, ma per l'Atalanta, ma proprio in pieno recupero la Cremonese butta la classica palla della disperazione in avanti, punizione dalla tre quarti, tira Alviero Chiorri, su cui bisognerebbe aprire una bella parentesi, giocatore talentuosissimo, però un po' scapestrato, un po' con una testa particolare, finito poi a vivere a Cuba dopo aver smesso di giocare a calcio, e completamente disinteressato al mondo del calcio, prende il sole e si diverte a Cuba. Punizione di Chiorri, che aveva un piede fatato, davvero fantastico, piede sinistro, è salito nell'area di rigore atalantina anche Rampulla, valido, ottimo portiere della Cremonese. La palla arriva proprio sulla testa dell'estremo difensore dei grigiorossi, che la mette dentro da pochi passi, ed è un gol storico. Ricordo anche l'intervento molto concitato, molto come se fosse una partita davvero importante del radiocronista di Tutto il Calcio minuto per minuto, che si esaltò ovviamente perché a far gol era stato il portiere, non tanto perché aveva pareggiato la Cremonese, che in fondo ci poteva anche stare. E qui non si sa perché in bianco e nero rispetto al resto c'è la foto del gol di Rampulla in Atalanta Cremonese, con la scritta sopra anche portiere goleador. Ecco qui. E questo è un gol storico, perché il 23 febbraio 1992 arriva il primo gol della Serie A di un portiere su azione. Ne dovranno passare quasi altri 10 per aspettare la seconda occasione, perché parliamo del 1 aprile del 2001. Si gioca Reggina Udinese allo stadio Granillo di Reggio Calabria. La partita va avanti sullo 0-0 per quasi tutto il tempo. Alla mezz'ora del secondo tempo segna l'Udinese con il laterale brasiliano Alberto. Poi guardate anche le coincidenze che ci sono tra le due partite.
quasi al 90esimo, 87esimo, anche qui azione questa volta non calcio di punizione, calcio d'angolo. Taibi, portiere ex del Piacenza, ex del Milan, ex del Manchester United, con uno stacco di testa quasi sul primo palo, comunque ad anticipare compagni ed avversari, mette la palla sotto la traversa e arriva il gol dell'1-1 ed è il secondo gol su azione di un portiere nella storia della Serie A. Adesso vi racconto le coincidenze, intanto ve lo faccio vedere. Questa è la locandina, il servizio di Regina Udinese, e questo qua è il gol del portiere di Taibi. Eccolo qua. In tutti e due i casi il gol del portiere permette alla sua squadra di acciuffare il gol dell'1-1 e in tutti e due i casi la squadra avversaria era andata in vantaggio con un gol di un giocatore brasiliano. Questa è una curiosità che mi è venuta in mente proprio adesso. 2 gol storici. A dicembre del 2017 arriverà il terzo e finora ultimo gol su azione di un portiere in Serie A, che è quello di Brignoli del Benevento durante Benevento-Milan. Il Benevento stava perdendo, riesce a rimontare in pieno recupero l'esordio di Gattuso in panchina nel Milan, e Brignoli segna il gol del pareggio del Benevento, del 2-2 del Benevento, che tra l'altro è anche il primo storico punto dei giallorossi campani in Serie A. Il Benevento aveva perso tutte le partite fino a quel momento, credo che fossero 14-15 sconfitte di seguito, non ricordo bene che giornata fosse, credo sì, comunque 14-15 sconfitte di fila. Benevento-Milan va su 2-0, sembra tutto fatto, e invece il Benevento accorcia le distanze e poi col gol di Brignoli proprio in pieno recupero acciuffa il gol del 2-2. Questi sono ad oggi gli unici 3 gol realizzati in Serie A da un portiere su azione, quindi non su calcio di rigore o in altri modi. Poi ci sono stati anche altri gol di portieri, c'è il gol di Provedel in Coppa Campioni in Lazio Atletico Madrid di poco tempo fa. Ci sono dei gol anche nelle serie minori, un gol del portiere del Modena Gagno direttamente dal rinvio. Si vedono meno quei gol, qualche anno fa si vedevano di più direttamente dal rinvio, con difese messe male e portiere scavalcato. Mi ricordo il portiere argentino che ha giocato anche nella Roma, Secas, che calciava i rigori di sinistro, mi ricordo dei rigori tirati in Serie B con la maglia dell'Ascoli. Ma poi Chilavert, insomma, il portiere del Paraguay, famosissimo, che calciava anche le punizioni. Sono stati diversi portieri, comunque Butt, portiere tedesco del Bayer Leverkusen, anche lui rigorista, però in Serie A far gol su azione sono stati solo questi 3 portieri: Rampulla nel 1992, Taibi nel 2001 e Brignoli nel 2017. E vediamo chi sarà il prossimo. In realtà un gol lo avrebbe segnato anche Francesco Toldo in quel Inter-Juventus del 2002, della stagione 2002-2003, anche se in quella carambola non ci si è mai capito niente. Il gol è stato attribuito poi a Christian Vieri, che ovviamente da bomber se l'è preso, assicurando di aver preso il pallone lui. Toldo dice che in realtà il gol è suo, ufficialmente il gol è di Vieri. Forse i gol potrebbero essere 3,5 e non 3, ma noi ci dobbiamo attenere a quello che ha stabilito la Lega col gol di Vieri in quell'Inter Juventus. Vedremo chi sarà il prossimo portiere, se ci sarà a far gol in Serie A, e noi lo aggiungeremo sotto i commenti a questo video. Commentate anche voi, lasciate like, iscrivetevi al canale, è sempre tutto gratis, e mi raccomando sostenete il canale, perché aiutate me e aiutate voi stessi se questo canale e questi argomenti vi interessano. Ciao a tutti.